Benvenuti alla Zanzega dal vostro Lele Marcassa. Allora siamo in diretta in questo sabato, salutiamo anche chi ci segue la domenica pomeriggio e il mercoledì, quindi noi in realtà siamo di sabato, vero cari ospiti? Oggi è sabato per tutti, no? Bene, allora è una puntata un po' particolare, come vedrete fra poco. C'è tanta gente e tanta roba, quindi parleremo di tante cose, però che hanno un filo conduttore importante, che è il Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di questa regione splendida, una regione che ha delle vicinanze non solo geografiche ma anche a livello culturale con il Veneto, ma invece poi, come i nostri ospiti ci racconteranno, ha delle particolarità, delle nicchie, dei prodotti che sono davvero unici in tutto il mondo. Io farei un giro di presentazioni così ci conosciamo un attimo, perché come sapete cari ospiti il nostro obiettivo è quello di fare un po' di festa, quindi berremo, assaggeremo e chiacchiereremo davanti a un tavolo come lo si fa nelle case quotidianamente. Allora io inizio con presentare i nostri ospiti. Abbiamo il direttore del consorzio del Montasio, che è il Loris Pevere. Poi ci sono anche i sottotitoli, quindi vedrete il cognome, molte volte io non lo utilizzo nella trasmissione, ma insomma se volete approfondire poi la conoscenza dei nostri ospiti c'è il web che vi darà assolutamente una mano, oppure potete scrivere anche alla nostra emittente a zanzega@antena3.it oppure sulla pagina ufficiale di Facebook. Quindi abbiamo con noi il direttore del Consorzio del Montasio, abbiamo altresì il signor Riccardo Zanchetta che rappresenta la Confcommercio, grazie di essere con noi. Buonasera. E anche lei si occupa di latte e derivati, possiamo anticipare questa cosa? Alimentari comunque. Alimentari. E poi è un personaggio conosciutissimo non solo in Friuli Venezia Giulia ma ovunque, perché quando si parla di Friuli diciamo che è una personalità importante, autorevole. Anche autoritario forse, no? No, solo autorevole. Sono mite e umile. Piero, posso chiamarla Piero? Sì. Pittaro, Giusto. qui con noi, la pronuncia è perfetta. Partiamo invece dalla mia destra, abbiamo Francesca Cancellier che è una carissima amica e ti ringrazio di essere venuta oggi. Grazie. Con le tue robine. Col tuo mestiere. Detto così. Perché parliamo di una cosa molto particolare, nel senso che Francesca è un'imprenditrice, tra l'altro anche premiata recentemente, ne parleremo dopo, e si è inventata un po' di cose, utili non solo per chi abita e vive nelle Tre Venezie, ma in tutto il mondo. Certo, chiaramente. Perché la ragazza è internazionale, questo lo diciamo. Abbiamo con noi altri due protagonisti di questa bellissima regione, abbiamo Massimiliano Zamò che possiamo dire rappresenta una categoria di artigianato, di industria forse, nella fattispecie. Settore della sedia. Il settore della sedia, e poi Cristian Vida che invece il settore è più godereccio per certi versi perché è enogastronomico, possiamo dirlo. Rappresenta un consorzio di 5 aziende unite insieme per internazionalizzare il prodotto friulano. Esatto. E sapete, quando si parla di Friuli viene automaticamente il pensiero, si getta verso il prosciutto di San Daniele, di cui abbiamo due rappresentanti seduti sopra il nostro tavolo. È uno di Ciao. Ci sono tre? No, di la verità è uno di San Daniele e uno di Ciao. Ecco, e su questo poi tu mi spiegherai perché la mia ignoranza è enorme, ma voglio ingrassarmi di curiosità e conoscenze legate al Friuli. Poi ci raggiungerà un'altra ospite che è Valentina, la introdurremo più tardi, e avremo una rappresentanza artistica canora eccelsa che è Elsa Martin, che fra un po' sarà con noi e canterà nella sua lingua, che è la lingua friulana. Abbiamo altri due ospiti, quindi come vedete oggi lo studio è pieno zeppo di personalità, in questo caso come vedete non sono artigiani ma sono chef, esatto. Quindi ci parlano di cucina, in questo caso abbiamo Claudio De Stefano e Raffaele Tonino. Allora loro sostanzialmente faranno non un esperimento, forse in televisione non si è fatto molto l'utilizzo di questi macchinari, di questi metodi. No, appunto, siamo qui per dare dimostrazione di questa macchina, vedete tutte le sue potenzialità che ha. Praticamente oggi si conosce ma ancora molto poco l'utilizzo di queste due macchine. Io mi avvicino perché non è una friggitrice, non è un frigorifero, non è una lavastoviglie, non è nemmeno uno scolapasta elettronico, bensì è una macchina che mette i cibi sotto vuoto, si può dire così. Esatto. Ho introdotto prima Francesca perché fondamentalmente lei produce questi macchinari. Sbaglio Francesca? No. Sì, sbagli perché grazie a Dio non li produco io con le mie manine,
Però sì, la mia azienda produce macchinari per la ristorazione professionale ed in particolare macchine per il sottovuoto e per la cottura sottovuoto, che diciamo stanno venendo in auge un po' adesso anche con questa nuova moda, insomma, della cucina in TV. Sicuramente chi ci segue l'avrà già sentito nominare. È diciamo, una metodologia abbastanza innovativa, soprattutto perché noi cerchiamo anche di declinarla all'uso domestico, quindi al fatto che si possa utilizzare. Cioè anch'io posso averne una a casa, esatto. sostanzialmente. Chiaramente ci sono modelli diversi, insomma potenzialità diverse, però ci sono anche un sacco di vantaggi che quindi diciamo, rendono questo tipo di cottura molto interessante. La cosa bella è che avremo possibilità proprio questa sera di assaggiare delle pietanze cotte con questo sistema. Tra l'altro io chiacchieravo prima della trasmissione con i nostri cuochi, mi dicevano che la temperatura è diversa, quindi il tempo di cottura è più lungo, però mantiene dentro tutte, diciamo, le proprietà organolettiche e anche i sapori e i profumi del cibo. Le proprietà organolettiche, perfetto. Allora, caro Piero, io volevo gettarti lì là per dare l'avvio un po' alla discussione legata al Friuli Venezia Giulia. Allora, il Friuli fondamentalmente è una regione che offre moltissimo dal punto di vista culturale e turistico, quindi voglio dire, come potremmo declinare tutte le varietà sia legate ai suoi prodotti ma alle bellezze che ha il Friuli, e come spiegarlo in poche parole alla gente che ci segue? Ippolito Nievo diceva che è un piccolo centro dell'universo, quindi già questo dice tutto. Sì. Abbiamo la fortuna di avere a un'ora di strada da Udine il mare, a un'ora di strada da Udine la costa di Trieste, a un'ora di strada da Udine i bellissimi posti dove sciare. In mezz'ora siamo in Slovenia, in un'ora siamo in Austria. E poi avete appunto un mare bellissimo, delle montagne, le Dolomiti poi, d'altra parte. Sì, le chiamano adesso Dolomiti friulane, perché sono di quell'origine, insomma. Quindi diciamo che una zona, lasciamo perdere che ha avuto il terremoto 30 anni fa, è una zona di tutto rispetto dove si vive bene. È vero che spesso si associa proprio il Friuli al discorso del terremoto. Non so, tu quando chiedi a una persona che magari, non dico a chi abita nelle zone di confine come il Veneto, eccetera, no? Allaccia subito la parola Friuli a quella drammatica a quel tragedia. 76. Invece, sì, voglio dire, si va anche avanti nella vita. È ricordata, no? Anche, non tanto per il terremoto, quanto per il fatto che 5 anni dopo tutto era esatto. Come prima, anzi meglio di prima. C'è quel famoso campanile di Mortegliano, Venzone, forse, sbaglio, che è simbolo di questa ricostruzione, si dice dell'operosità dei friulani. Il campanile e il Duomo, dove esatto. sono le famose mummie. Però in Friuli abbiamo anche il campanile più alto d'Italia, quello di Mortegliano. Non lo sapevo. Sì. Serio? Quindi oltre i 100 metri sicuramente? Perché... Oltre 114 mi sembra. Perché io so, invece, legato alla storia invece del Veneto, che tutti i campanili veneti dovevano essere più bassi rispetto ai campanili di San Marco, perché doveva spiccare, quindi 100 metri se non sbaglio, però poi è una sorta di leggenda, non siamo ancora certi che ce ne siano che tutti siano più bassi di quelli di Venezia e di San Marco, detto il paron de casa. L'altra cosa, e poi sentiremo su questo anche gli altri ospiti, c'è il fattore linguistico che è determinante, no? Perché il Friuli Venezia Giulia è un insieme che convive di più culture e più lingue. Sto sbagliando? È una lingua riconosciuta, quindi non è un dialetto, è una lingua come il sardo. No? Come anche il ladino, per esempio, no? Ma come lingua riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, proprio lingua a sé stante il friulano. Che lei ovviamente parla. Ma io vuol che parli anche qua? Non capirei nulla, però magari se qualche volta vuole... Neanche gli ascoltatori. Esatto, a parte quelli che ci ascoltano in Friuli, che magari invece... una cosa che vi chiedo, e qua potete intervenire liberamente, come vi spiegavo, il nome di questo format è zanzega, cioè il termine che si utilizza in alcune zone per definire quella festa di fine cantiere della costruzione di una casa in cui tutte le maestranze banchettavano al termine dei lavori, si poneva una frasca sopra il tetto per chiudere appunto. Credo che questa tradizione sia presente anche in Friuli Venezia Giulia e sicuramente avrà un nome che non sarà la zanzega. In Friuli si dice licov,
l'ICOF, però veniva fatto quando si raggiungeva il tetto, Sì. e quindi si copriva anche se poi c'erano gli infissi, le opere fare, murarie no? interne, quindi da quel punto di vista eravamo più goderecci di voi. Si cominciava prima a festeggiare. Poi non so se è declinata anche so che per esempio in provincia di Treviso, Venezia, Verona, Padova si fanno delle zanzeghe anche a termine dei raccolti, presumo che più o meno le tradizioni siano simili. No, Può essere. No. da noi no. Da noi no. Non avete questa festa dedicata, non so, al raccolto come... Sì, c'è qualche festa, ma non è la festa tipica di Zanzega o dell'ICOF, no? Si fanno delle feste. Così. Quindi l'ICOF è in lingua friulana, scusate. Sì. Sì. Tutti parlate il Etimologicamente non so cosa significa. Ne parlavamo prima, ma non si capisce... Si capisce l'origine. Perché dopo tanti anni anche noi stiamo perdendo vocaboli, molte tradizioni si perdono. si perdono, non c'è niente da fare. Allora, noi siamo arrivati alla prima pausa della Zanzega, oggi si parla di Friuli Venezia Giulia, ci troviamo fra pochissimo. Ancora in diretta con la Zanzega, stiamo parlando questa sera di Friuli Venezia Giulia. Fuori onda Francesca mi ha corretto perché noi veneti tendiamo a dire Friuli, che è sbagliato, però giustamente mi ha fatto notare questo. Friuli Venezia Giulia, una regione, dicevamo, che mette insieme tantissime cose, tra cui le montagne più belle del mondo con delle spiagge meravigliose e poi un sacco di prodotti legati alla gastronomia, che vengono poi venduti in tutto il mondo. Io non so se sbaglio dicendo che Christian, quello che tu hai portato qui questa sera e in generale i prodotti legati alla tua regione hanno una, diciamo, visibilità internazionale, presumo di sì, quindi il prosciutto lo si può mangiare in tutto il mondo oppure è ancora confinato ad alcune zone? Diciamo che la DOP del San Daniele è sicuramente quella che ha maggiore impatto per quanto riguarda la presenza all'estero dei salumi. Dall'altra parte abbiamo l'altra grossa DOP in Friuli che è il Montasio, ma avendo qua il direttore credo che nessuno meglio di lui possa parlare e mi assolve un gran problema perché anche nel Montasio ci sono 1000 sfaccettature come di tutti i prodotti, penso in Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo anche delle caratteristiche molto particolari. Se ad esempio prendiamo il salame, benché si chiami salame friulano, penso che avremo circa una dozzina di declinazioni partendo dal mare ai monti a seconda delle varie tradizioni che ci sono. Qui ho portato quello che è da un lato il prosciutto più famoso, che è il DOP di San Daniele, e dall'altro un altro prosciutto particolare che abbiamo solo noi, che è l'IGP Sauris, quindi un prosciutto prodotto solo esclusivamente nel comune di Sauris, leggermente affumicato, che ha delle particolarità che lo distinguono, insomma, dal San Daniele classico. E quindi Sauris è una zona, se non sbaglio confina... Siamo in altissima montagna, confina con l'Austria, parlano ancora il tedesco antico come dialetto. Un po' come succede a Sappada dalla parte del Veneto. Diciamo, non diciamo così perché dopo magari si arrabbiano un po', quindi meglio non dirlo, però loro parlano ancora il tedesco antico, addirittura ci sono stati dei germanofoni, così si chiamano, credo, gli studiosi del tedesco antico, a studiare il dialetto del saurano, perché ha delle parole che loro hanno perso. Per quindi tornare... è come un'isola in cui si è... Esatto, un'isola, anche perché fino alla venuta della strada a Casella-Razzo una volta si fermava lì, tutte le strade si fermavano non c'era lì. comunicazione? Non c'era comunicazione, c'è una strada un po' particolare per raggiungerla che d'inverno sostanzialmente l'isolava dal mondo, adesso ci riescono ad andare avanti e indietro e questo li chiudeva molto negli anni che furono per quanto riguarda diciamo quello che era la loro espansione anche culturale, nel senso che sono riusciti a mantenere questa tradizionalità. Grazie proprio, tra virgolette, a questo isolamento si è mantenuto. Esatto. Un po' quello che succede, non so se Piero se sbaglio, io avevo una carissima amica che abitava a Grado. A Grao? A Grado. E proprio si notava la differenza della parlata, bastava spostarsi nella terraferma, chiamiamolo così, e cambiava completamente. Anche questo forse perché le coste o le isole hanno mantenuto una... È l'influenza dalmata su Grao. Sì. Grado, infatti loro non lo chiamano Grado, lo chiamano Grao. E quindi diciamo che hanno mantenuto... È l'influenza dalmata netta, sì. E parlando di Montasio, qui c'è il direttore, questa è un'altra DOP, quindi è un prodotto tipico, questo sì è distribuito assolutamente, credo... Beh, intanto anche noi abbiamo delle declinazioni, ne abbiamo 44, perché sono 44 i caseifici
e abbiamo anche il piacere di avere circa un terzo della produzione anche in terra veneta, quindi qui nella provincia di Treviso, qui abbiamo 2 caseifici a Venezia, a Belluno 2, tra cui anche un piccolo produttore, quindi una stalla che produce anche del montaggio di sola pezzata rossa, e non ho dimenticato nessuno, quindi diciamo siamo friulani veneti da questo punto di vista. Ecco. C'è una storia che parte da lontano, credo. Sì, diciamo il primo documento ufficiale siamo intorno al 1750, quando esce sui preziari sia di Udine che di San Daniele, per la prima volta escono il listino prezzi e il montaggio si mette a un soldo in meno rispetto al pecorino, che era il formaggio diciamo da grattugia, da commercio, il formaggio stagionato, e quindi vuol dire che la tecnica che a quei tempi si pensa siano stati inventati dai monaci era una tecnica che faceva sì che il formaggio si conservava, e quindi i primi documenti sono di quella data lì. Ho acquistato recentissimamente il libro De Conquina di Martino di Como, perché mi avevano detto che lì c'erano delle tracce sul montaggio. In realtà lì c'è, penso, la prima ricetta del fricco. Prende nome e ne parleremo, perché questo è un prodotto. Tra l'altro io adesso, voi lo sapete meglio di me, c'è una festa a cui sono stato molto grande dove si mangia il fricco, non mi ricordo più quale sia il comune ma veramente sono rimasto colpito da questa enorme zanzega dedicata a Carpacco è la più famosa, sì, Carpacco. Montaggio perché, mi scusi, perché c'è una ragione geografica, no? Sì, alla base. C'è il monte Iof di Montasio, e anche qui la parola Iof non si sa l'origine di questo Iof o Iof di Montasio, e sotto ci sono attualmente ancora utilizzate le malghe del Montasio. Oggi sono circa un 600 ettari, però diciamo che potrebbero essere oltre 1000 ettari di pascolo, e quindi si caricano ancora le bovine forse la malga più grande, ed è quella che sicuramente ha dato il nome a questo formaggio 260 anni fa. Intanto volevo chiedere, se non lo disturbo della sua operosità, del suo lavoro, a Claudio cosa sta combinando con questi sacchetti. La gente si chiederà: ma cosa stanno facendo? No. Stanno cuocendo, praticamente preparando dei cibi con questa tecnica che ci ha illustrato poc'anzi Francesca, ed è una tecnica innovativa. Diciamo Fondamentalmente che tra pochi minuti avrete anche il primo assaggio, quindi siamo quasi pronti. Quindi tu stai cuocendo. Stiamo cuocendo sottovuoto a bassa temperatura, perché questo è un po' il termine, delle code di gamberi. Quindi vengo a vedere. le vediamo qui, leggermente condite inizialmente, no? Un filo di sale, un po' di erba cipollina, un filino di olio, pochissimo sale, perché il pesce sappiamo già del sale all'interno, chiuso sottovuoto. La macchina sta lavorando mantenendo l'acqua a un 65 gradi di temperatura 65 gradi, e qui lo lasciamo per circa 15, niente paura, 15 da 12 a 15 minuti. Quindi è una cottura molto lenta, nessun liquido del pesce viene disperso nell'acqua. Paura? Mantiene tutte, no, paura, no. Piace giocare con i rumori della macchina della Quindi Francesca. tutto ci rimane all'interno, non è una cottura violenta, quindi non aggredisce il pesce, non aggredisce la carne, rimangono morbidi, sugosi, tant'è che tra qualche minuto andremo ad assaggiarlo. Sono stracurioso Li accompagniamo con cosa? Con della cipolla in agrodolce, quindi ecco qui quasi cotta anche la cipolla rossa di Tropea, leggermente condita con un po' di sale, qualche goccia di aceto di vino bianco. L'aceto di vino bianco durante la cottura fa esaltare il suo colore. Certo. Quindi il colore, questo è il suo naturale. Anche qui temperatura 65 gradi per un 15-20 minuti. Quindi tra poco questo sarà il primo assaggio e la prima degustazione. Siamo molto curiosi perché davvero stiamo sperimentando una forma molto moderna di cuocere il cibo, e volevo chiedere a Piero, perché so che comunque non rimarrà tutta la trasmissione, quindi ci sono delle storie secondo me interessantissime e bellissime legate all'immigrazione, con dei friulani che hanno portato il Friuli in tutto il mondo. È una storia che accomuna, credo, anche il Veneto in questo, però, come dicevo, la scorsa puntata abbiamo parlato dei bellunesi che hanno portato il gelato nel mondo, e mi dicevano che insieme al gelato hanno portato anche pezzi di cultura. Credo che anche il Friuli abbia visto molti luoghi, no, nel mondo. Il Friuli ha avuto un'immigrazione enorme, a cominciare dalla seconda metà dell'Ottocento, per poi arrivare
fra le due guerre, ma il grosso è dopo la seconda guerra mondiale. Noi abbiamo un ente a Udine che si chiama Ente Friuli nel Mondo, da 3 anni lo presiedo io. Abbiamo 154 sedi in giro per il mondo e proprio oggi ci è arrivata altre 2 richieste di aprire altri 2 focolars in Cina. Quindi ne abbiamo un 5-6 da aprire adesso quest'anno. Con la nuova immigrazione, che non è più l'immigrazione della valigia di cartone legata con lo spago. Quella che si vede nelle vecchie foto, per È l'immigrazione tecnologica, l'immigrazione dei cervelli, l'immigrazione delle persone che vanno o a lavorare nelle aziende italiane che sono all'estero, sì. friulane o italiane che sono all'estero, ma con lavoro continuativo, perché se rientra uno arriva un altro, e con possibilità enormi per noi di contatti e di prendere delle strade anche per i business. Noi calcoliamo che fino alla 4ª generazione in giro per il mondo abbiamo quasi 3 milioni di friulani contro gli 800.000 friulani che sono in Friuli. E abbiamo delle teste in giro, delle punte di diamante incredibili, se vuole dopo ne parliamo. Addirittura, sì, prego direttore. Volevo aggiungere una particolarità di cui sicuramente Piero sa. Molti anni fa un tale Shinji Yamamoto, giapponese di Osaka, venne a laurearsi in lingua italiana a Padova e poi venne a casa mia e anche da altri amici a studiare il friulano. E quindi Shinji Yamamoto parla friulano. Shinji Yamamoto Metodio parla abbastanza bene. Molto lento ma bene. È il vicepresidente del Fogolar Furlan di Tokyo. Presidente onorario. Mi manda gli articoli in friulano, io li leggo 3-4 volte e non riesco a trovare un errore. Quindi scrive perfettamente? Perfettamente, una cosa incredibile, parla friulano come noi. Quindi tu hai una rete praticamente di rapporti con varie realtà, insomma, in giro per il mondo. Sì, il discorso è che ogni tanto dismonto dall'aeroplano, perché non è che i focolari siano sulla porta di casa. Sono stato giù in Australia, là ce ne sono 8, le distanze non sono poi tanto piccole in Australia, no? Quindi per visitarne 5 sono stato via 15 giorni. Ed è importantissimo mantenere queste relazioni, non solo per l'attaccamento alle radici, alla cultura, eccetera, ma soprattutto in vista di sviluppi anche business to business. Esatto. Sì, la verità, se posso permettermi, e dire quanto forte e quanto buono è questa rete che i friulani che sono andati via, forse tenendo molto il Friuli nel cuore, hanno voluto creare, perché io ho la fortuna, internazionalizzando le nostre aziende, di incontrare molto spesso dei friulani facenti parte dei vari focolars furlans che ci sono nel mondo. È veramente una voglia da parte loro di aiutare noi a portare il Friuli fuori dal Friuli. È una cosa incredibile, ed è una cosa incredibile sentirsi orgogliosi di essere friulani, molto di più quando si è all'estero che non quando si è in Italia. Per assurdo, io dico tante volte, mi sento molto più orgoglioso di essere italiano / friulano quando sono all'estero, quando giro, che non qua, perché quando siamo qua, ai noi, con tutto quello che ci sta succedendo, essere allegri è veramente un dramma, no? Al contrario, quando sei all'estero ti accorgi degli apprezzamenti incredibili che continuano a dare ai friulani, e la forza ai friulani, agli italiani, che sinceramente resti molto spiazzato, devo dire la sincera verità. Io intanto vedo che... Sì, sentirete la morbidezza dei gamberi e la succosità dei gamberi, proprio perché sono cotti sottovuoto a bassa temperatura, quindi non bolliti in acqua aggressiva, non saltati in padella a diretto contatto con il fuoco. Quindi il dolce, la dolcezza di questi gamberi è molto dolce. E l'agrodolce appunto della cipolla che abbiamo messo vicino, croccante, che dà questa consistenza. Complimenti al cuoco e complimenti al procedimento che comporta questa cottura. Allora noi pasteggiamo, iniziamo a pasteggiare d'ora in avanti, credo che Claudio benissimo. E vi porto degli assaggi. La Zozzega, la televisione che ingrassa ufficialmente. Facciamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo.
Rientrati in studio con la Zanzega, la TV che ingrassa e fra mezz'ora anche ubriaca, perché ormai alla quinta puntata vedo che ogni puntata più o meno 5-6 bozze se ne vanno tranquillamente, quindi... ma questo è anche, diciamo, il succo della nostra trasmissione. È una festa per cui siamo tutt'altro che, voglio dire, istituzionali, però abbiamo, come avete visto, fino a questo momento degli ospiti incredibili, tant'è, io ne avevo molto sentito parlare di questa ragazza che un po' rappresenta il Friuli dal punto di vista artistico, e ho la fortuna di averla in studio. Abbiamo con noi Elsa Martin, eccola qua. Buonasera. Eccola Elsa, grazie di essere con noi. Allora, tu hai un curriculum pazzesco, sembra che hai 85 anni, in realtà sei molto più giovane, però da quello che hai fatto, voglio dire, ne hai fatte di cose, dall'Austria, il Brasile, l'Italia, il Friuli. Tutto questo cosa carica in te? Cosa ti porti dietro in ogni tua esperienza? Beh, la voglia ancora di farne altrettante, sempre più e sempre belle. Niente, è un percorso che è legato sia allo studio che alle esperienze così di vita e di musica che ho avuto la fortuna di avere incontrando delle persone sul mio cammino che mi hanno spronato o con cui ho collaborato ai fini E artistici. poi c'è il tuo talento, insomma. che comunque è il fondamento di quello che fai. Io dico sempre che ho avuto la fortuna fin da piccina di avere le idee piuttosto chiare su quello che volevo fosse il mio quotidiano. Il tuo lavoro anche, quindi. Sì, che poi è diventato lavoro e quindi mi ritengo privilegiata perché faccio ogni giorno qualcosa che mi dà piace gioia, sì. E poi hai anche questa, voglio dire, riesci a veicolare anche la tua lingua, la tua regione, che è una cosa importantissima. Parlavamo prima di questo non abbandonare alcune tradizioni legate a questa regione, col tuo lavoro artistico questo lo fai. Sì, io amo dire sempre che il friulano è una lingua anzitutto bella da un punto di vista sonoro, musicale, quindi per me che compongo la mia musica risulta essere molto più versatile per certi versi rispetto all'italiano. E poi è una scelta comunque dettata da un'affezione che nutro per questa terra, da quello che rappresenta la tradizione, quindi il vecchio in qualche maniera, e dalla voglia di farla conoscere anche un po' al di fuori. È quello che tu stai facendo e mi auguro sempre di più. Sì, fortunatamente il friulano desta sempre curiosità fuori regione, quindi piace. Poi vi dico cosa diciamo noi veneti dei friulani, ma in senso buono, non preoccupatevi. Esatto. Allora, tra l'altro, Elsa, tu hai un cognome anche veneto. No, io sono mezza veneta, ecco, i miei vedi. natali sono assolutamente veneti e mezza famiglia vive in provincia di Venezia, a Jesolo, vicino a Jesolo. Quindi Venezia, sì. Allora, noi prima di sentire la tua voce live guardiamo un video. Sì, lo spiego brevemente. Spiegalo brevemente. Questa canzone, che si intitola Dentri Fur, scritta a quattro mani con Stefano Montello, che è un autore poeta friulano, ha vinto il premio Parodi, che è l'unico premio internazionale italiano dedicato alla world music che si tiene ogni anno in Sardegna, a Cagliari. L'anno scorso è stato vincitore e come premio in palio, appunto, per la menzione della critica che abbiamo ricevuto, c'è stata la realizzazione di questo videoclip professionale che abbiamo girato quest'estate a Cagliari proprio e che è stato presentato la settimana scorsa nel palco del premio Dentri Fur. Come dentro e fuori? Si intitola Dentro e Fuori, parla della musica che, come ogni grande passione, è qualcosa che pervade tutto, quindi si trova dentro e fuori, nei volti nuovi delle persone che si incontrano, è un patto sanguigno che molto dà, molto chiede, ed è per tutta la vita, insomma. Lo guardiamo insieme, regia, lanciamo il video di Elsa e lo ascoltiamo. Musica che tu con me, che vai con me, che arretti me, che non mi ascolta, musica sempre sull'ora, che asfalta il cuore.
musica che a bene vis, che a male vis, che a spegle vis. Ma di frut, glazza di strapin, puzza de anime, impiare fundi nei, di spade. Libertà, distanza, libertà, distanza che stai, la danza in musica. Musica che guarda con me, che vai con me, che arrivi in me, che non mi ascolta, musica che a bene vis, che a male vis, che aspetta i vis, musica che per me vis, che si alza in vis, domande tutte che viv, musica sempre sull'or, che sfonda il cur, sta dentro e dentro e fuori. Eccoci in studio, beh, il video è meraviglioso. Beh, bisogna ringraziare insomma la produzione di Ottavio Nieddu, che poi hanno nomi anche, e la regia di Roberto Puzzu, quindi una realizzazione della Fondazione Andrea Parodi. Allora, io direi, Elsa, se tu hai voglia, mentre i nostri ragazzi stanno mangiando Mangiano. a baffo, Ci sono di quei soprattutto profumini pesce, qua. manetta, bevendo anche del vino, e poi parleremo anche del vino del Friuli, ci fai sentire una canzone? Sì, volentieri. Si intitola Neule Scure, che significa nuvola scura. Parla così dell'elemento naturale, della sua magnificenza. Scritta sempre con Stefano Montello. Neule Scure. Allora, dal vivo alla Zanzega, Elsa Martin, eccola qua. Grazie. Si piace, sia di me, sia re, sia alze, neule di cartone che non si sa, il suo nome se un non lo ha, libri scritti in blanca con candide, scritture di lei, armonie dal mondo che tutta con te dirische, una le lune due, la fortuna è tre, la ragione, la trama è quattro, l'amore, il clame, l'amore cinque, si sa la forza, senti il sorelli, l'anima spieglia e botta, e nu che carrica al naso al divino, tutte calvi fare.
siete in sorelli, l'anima spiedi e pop, e lu che garrita non salvi vid, lu che galvi pale, si sa e la forza siete in sorelli, l'anima spiedi e pop, e lu che garrita non salvi vid, lu che galvi pale. Grandissima! Grazie. Io non te lo chiedo perché mi piacerebbe tornassi però, Volentieri. perché di questa regione vorrei parlarne ancora, insomma, oggi è un assaggio di quello che riguarda la tua terra, ma che è anche la nostra terra in qualche maniera. Grazie a Elsa Martin, Grazie a voi, grazie mille, grande, grande, grazie grande, mille. grande. Noi facciamo un piccolo break e poi parleremo di prodotti del Friuli Venezia Giulia. A fra poco. La zanzega, mai come oggi la TV ingrassa così tanto perché stiamo mangiando a sbaffo tantissime cose buone, cotte con questo sistema innovativo di cui poi Francesca ci parlerà, entrerà nel dettaglio di questo tipo di prodotto che permette di cuocere come stanno facendo i nostri amici questa sera. Piero, questa terra meravigliosa produce anche un vino meraviglioso o sbaglio? Friuli è famoso per i vini bianchi, cioè noi non facciamo altro che valorizzare quello che ci dà il territorio. C'è stato un momento all'epoca di Veronelli che tutti volevano il vino in barrique, tutti volevano vini rossi. Noi abbiamo puntato sul territorio, quello che ci dà il territorio, valorizzare quello che ci dà il territorio. Ed abbiamo avuto un successo a livello mondiale. Friuli produce poco vino perché produce 1.200.000 ettolitri di vino, 2% della produzione nazionale contro l'8% 9% del Veneto, tanto per capirci. È anche una questione di dimensioni territoriali. Sì, imbottigliamo, vendiamo in tutto il mondo, per contro siamo la mecca del Veneto, che importa in Friuli, e la mecca di altre regioni, dalla Puglia in su. Ecco. Noi teniamo leggermente più alta la media del consumo di vino rispetto ai 40 litri degli italiani. Il famoso taglio si diceva, no? No, il TAI lo chiamavano una volta, l'hanno creato fra le due guerre, quando anche nel Veneto sono arrivate le malattie e hanno distrutto praticamente il vigneto Italia. E siccome c'erano le sanzioni, non si poteva importare rame, le malattie rovinavano la vita e non si faceva uva. E allora si coltivava solo il Bacò, il Seibel, il Clinton, quei vini americani. Il famoso Clinton. Si importava il vino di Puglia, che era altissimo di grado, 15-16 gradi contro gli 8 nostri, e si faceva il taglio. Addirittura da qui deriva... sembra che sia questo. Si andava in osteria e si faceva mettere mezzo friulano, cioè mezzo Bacò, e mezzo meridionale, dammi un tai. Cioè un vino tagliato. Quindi era un cocktail praticamente di... Diciamo che abbiamo avuto un successo enorme con i vini bianchi, ma tutta la fascia settentrionale d'Italia, perché è una zona molto equilibrata come terroir, come temperatura, come microclima, come piovosità, perché sono vini facili a bere, cioè un bicchiere chiama un altro. Allora se uno beve un bicchiere non può o ne beve due, ma se ne beve due raddoppia la vendita. E tra l'altro Loris... la fetta di Montasio chiama un'altra. Quindi c'è un connubio tra questi due prodotti, presumo. Infatti il formaggio Montasio fresco, che è un po' quello, il cavallo di battaglia, si sposa benissimo con l'ex Toccai, che adesso bisogna chiamarlo friulano, insomma, ecco. E tra l'altro, ne stavamo parlando anche fuori dalla messa in onda, c'è un prodotto legato al formaggio che si può consumare anche accompagnato da un ottimo vino friulano, che è il frico. Non si conosce tantissimo, almeno, cioè non è diffuso forse come dovrebbe esserlo, però è qualcosa di eccezionale. Io ho due esperienze così che sono personali e hanno il valore così personale. Uno è una figlia che ha studiato e adesso insegna a Firenze, per cui
la cosa più bella che può fare con le sue compagne di appartamento è quello di fare il frigo, quindi periodicamente bisogna mandare giù un po' di fresco, mezzano e vecchio, perché lei deve fare il frigo. E poi è un'esperienza che ho fatto quando siamo andati alla fiera Fancy Food a San Francisco, che è arrivato alle 4 del pomeriggio su di corsa che c'era una cuoca che presentava il frigo e mi sono venuti i brividi a vederlo come fanno, però gli americani sono fatti così, cioè invece di usare il formaggio diciamo stagionato e quindi fare il frigo croccante, hanno fatto il frigo croccante ma col formaggio morbido, perché non hanno tempo da perdere con le patate, eccetera. E quindi hanno fatto, però insomma pur di vendere accettiamo anche queste variazioni sul tema, ma poi il giornale di San Francisco in domani scrisse The montage is sexy, e quindi va bene anche quello, insomma. Ti chiedo, anche se non... il frigo cos'è sostanzialmente? È il formaggio fuso, è il formaggio fuso, il montaggio soprattutto fresco si presta a fondere, a filare e quindi nasce come piatto povero indubbiamente, con le patate o con altre verdure, mentre invece quello stagionato fa questa crosticina molto particolare, che fra l'altro è stato anche apprezzato 2 o 3 anni fa da Depardieu quando ci chiamò l'ottima forchetta Depardieu. Allora, la mia esperienza, avendolo così conosciuto quella mezza giornata, è un'ottima forchetta, ma anche un grande bevitore. Dovremmo invitarlo alla Zanzega allora. È una persona simpaticissima e ci invitò appunto con Tony di Gradiscutta e altre persone a insegnargli a fare il frico per avere questa pietanza d'ingresso in cui lui abbinava poi le sue bollicine, perché è anche un grande produttore di vino, e restò entusiasta di questo frico croccante, saporito, non troppo, ma e quindi è stata un'esperienza veramente unica. Abbiamo portato in giro anche questo frico. Se posso dirlo anch'io, prodotto unico, io l'ho portato giù in ambasciata in Zambia, a Lusaka, 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo fatto la festa della Repubblica, il 2 giugno. È stato apprezzato in maniera forse anche eccessiva, nel senso che noi ne avevamo mandato giù troppo poco per riuscire a soddisfare tutto quello che è davvero inaspettato quando c'è l'impatto sia della versione diciamo frico con patate morbido, sia della versione dura, quindi croccante da mangiare come snack e quant'altro, versioni che entrambi comunque sono friulane al 100% perché sono fatte solo da aziende friulane. E poi per quanto riguarda le vendite, sinceramente è un prodotto che sta andando un po' dappertutto. Noi adesso stiamo mandando giù il nostro terzo carico a Hong Kong, ad esempio, di un prodotto sempre comunque apprezzato, Hong Kong che voi sapete essere porta della Cina e dove appunto su certe tavole la richiesta è sempre maggiore di questo prodotto. Viene apprezzato in varie regioni, quindi esatto. Non è un prodotto che non attacca i gusti, diciamo... Esatto, non è veramente legato al gusto friulano, ma è un gusto che incontra dappertutto, sia la versione morbida, su cui noi pensavamo di avere meno successo perché all'estero i formaggi vanno sempre piuttosto saporiti e piuttosto forti, sia la versione morbida che la versione snack, quella diciamo l'asciutto classico che viene mangiato così insieme al famoso bicchiere di friulano. Stiamo trattando con una signora di Dubai che deve aprire una friccheria. La friccheria. Prosciutteria, friccheria. State anche friulizzando il Veneto perché il frico non era conosciuto, certo. E invece adesso si comincia ad apprezzare da qualche anno a questa parte. È veloce da fare, simpatico, sfizioso, soddisfa. E può essere fatto dolce o piccante a seconda del formaggio che uno utilizza. Sì, perché si usa il montaggio quello più invecchiato. Da un paio d'anni questo crostino veramente saporito che poi invoglia. E poi anche... c'è la facilità di utilizzo, perché la signora non deve sporcare e con quello sporca pochissimo. Poi c'è la fantasia perché si abbina sostanzialmente un po' a tutti i gusti, sotto tutti i profili. Adesso oltre ad essere fatto con lo speck, col crudo, con le 1000 varianti della cipolla, del porro e quant'altro, si abbina sostanzialmente alla fantasia dello chef. Comunque l'ho visto di recente che l'avete abbinato a radicchio. Certo, sì, anche a radicchio. E poi essendo sottovuoto. Nel frattempo vedo che il buon Claudio ti sta servendo del pesce, e sembra di essere al ristorante. San Daniele non è solo prosciutto, San Daniele è anche trota. Affumicata. Esatto, quindi in questo caso abbiamo una trota fresca invece, appunto elevata sul tagliamento,
cotto a bassa temperatura con appena appena un po' di sale, del pepe rosa, l'erba cipollina, 65 gradi, 12 minuti, non di più, e anche qui sentirete la morbidezza e succosità che ha all'interno. Condito sotto un po' di poro croccante, siamo in stagione. Fantastico, Prego. fantastico. Grande, grande, Ma grande continuiamo, Claudio. noi continuiamo a portarvi. E quindi, tornando al frico... Il vantaggio è che oltretutto messo sotto vuoto e conservato, si può trovare tranquillamente, insomma, sempre di più anche nei supermercati, si può fare a casa appunto senza sporcare. Sì, lo compri già preparato si praticamente. Si compra già preparato, come un esempio di quello che abbiamo qua, e appunto essendo sotto vuoto quindi la qualità rimane esattamente la stessa di quando è stato prodotto ed è semplicissimo da fare ed ha esattamente lo stesso sapore. Basta praticamente originale. una padella e una padella antiaderente. Ed è un primo, un secondo, o è un primo e un secondo, un antipasto? Beh, per le calorie che ha piatto unico con una bella verdura al fianco. No, beh, però si può mangiare tranquillamente sia come antipasto che come accompagnomento Nessuno vieta di mangiarlo in più di uno. Esatto. La porzione Piero, insomma, è un altro prodotto che dall'Italia, dal Friuli, se ne va verso le altre parti del mondo, quindi un pezzo di terra che ben auguratamente si sposta. In questo mondo globalizzato, vedete che si sta ritornando alle origini, si sta ritornando alle cose che ti danno sapore, non a quelle cose livellate che riempi la pancia e non sai cosa hai mandato dentro, no? Quindi questa ricerca penso sia anche cultura. E questo è quello che noi vogliamo nel nostro piccolo, non siamo Rai 1, però in qualche maniera il fatto stesso che io conosca voi oggi, come ho conosciuto gli amici la scorsa settimana e quelli che verranno, veramente mi fa capire un sacco di cose, di luoghi molto vicini, ma molto spesso non presi in considerazione, perché voglio dire, per me recarmi da qui, dagli studi Antena 3 a Udine, la strada non è così lunga, insomma voi siete venuti agevolmente oggi e sapere che a distanza di poco ci sono dei prodotti di eccellenza come questi può essere apprezzato nel mondo ma anche nelle nostre zone di riferimento. Quindi io ringrazio il direttore del Consorzio Montasio, grazie Lori di essere venuto. Piero, noi faremo una puntata dedicata all'immigrazione dei Veneti, Trentini, Friulani del mondo. Io ti rinvito, spero che tu possa essere dei nostri. Ho molte cose da dire su questo argomento. Parleremo anche c'è un museo che ti riguarda, c'è un sito internet che se non sbaglio è friulinelmondo.com. E poi c'è anche info@friulinelmondo.com. se uno vuole scrivere una mail, e poi c'è Vignetti sempre info@vignettipittaro.com per avere informazioni legate al nostro amico ma legate a questa bellissima regione. Grazie di essere stati con noi, buon rientro nella vostra meravigliosa terra. Grazie a voi. Alla prossima. Facciamo una piccolissima pausa, poi entriamo ancora in questa terra con i suoi sapori, i suoi lavori e la sua gente. A fra poco. La Zanzega, e come vedete c'è un cambio attorno al nostro tavolo, presentiamo questa bellissima ragazza, Valentina, buonasera. Che ha un legame non solo di sangue con Francesca, ma anche di lavoro, perché anche tu lavori Assolutamente alla sì. Besser Vacuum. Sì. Quindi ti occupi di? Commerciale Italia. Commerciale Italia, di questi macchinari, li definisco macchinari, che servono appunto a confezionare i cibi sottovuoto. E in questo caso, in questa serata, anche a cuocerli, perché io volevo fare un applauso, lo facciamo da casa, spontaneo, questi due ragazzi che stanno facendo delle cose incredibili. Non so se avete visto questi piattini, non sono finger food, è sbagliato definirli così. Dei calamari, sempre cotti a bassa temperatura, 75 gradi. Molto morbidi, uno potrebbe pensare quasi crudi, ma così non sono perché sono cotti. Siamo in zona Treviso, quindi pur arrivando dal Friuli un tocco di Veneto della marca Radicchio Treviso marinato, quindi ho cercato di unire le due cose insieme. Complimenti, prego. È qualcosa di eccezionale. Poi parleremo con i ragazzi anche della trota che abbiamo mangiato prima. Riccardo, proprio questa vicinanza tra Veneto e Friuli. Stupenda perché il Veneto orientale soprattutto si può dire che non abbia confini col Friuli. Se non fosse per un dialetto estremamente diverso potremmo dire che siamo veramente similari, ma dove siamo similari soprattutto è sul cibo, perché prima si parlava di tante declinazioni del salame,
anche da noi il salame piace morbido come a voi, esatto, e non duro come per esempio i lombardi piuttosto che in altre regioni. E il formaggio Montasio, giustamente, noi avevamo e abbiamo ancora il nostro latteria, però la provincia di Treviso non a caso, come quella di Venezia e di Belluno, è accomunata al consorzio del Montasio, quindi molte sono le affinità che ci legano il Friuli dal formaggio ai salumi, ma anche la stessa trota che anche il Sile in alcuni allevamenti ci regala. Quindi abbiamo la trota e l'anguilla, mi viene in mente adesso. Esattamente, la bisatta. Il bisato, la bisatta. La bisatta. E quello che mi fa piacere così citare è un'altra cosa che ha accomunato nella storia le due regioni, soprattutto il Veneto orientale con il Friuli, lo ripeto, è la latteria turnaria. La latteria turnaria ormai è scomparsa, anche se in Friuli ne esistono ancora qualcuna che è più che altro dimostrativa. Però se pensiamo che sono resistite per oltre 120 anni, 130 anni, nel 1930 ho scovato un libro che fece l'allora Camera di Commercio di Belluno e nel 1930 furono censiti tutti i caseifici turnari della provincia ed erano 300. Che andavano probabilmente ancora ad acqua, forse adesso dico una mezza Adesso fesseria, leggiamo la descrizione di uno, perché effettivamente è curioso e si ripete in quasi tutti quello che vado a leggere in poche righe, che descrive in questo caso un caseificio che è quello di Fianema. Latteria turnaria, non è costituita legalmente, il fabbricato è stato costruito nel 1921 ed appartiene agli azionisti. Gli azionisti sono delle persone che si sono accomunate in unico il paese, no? Quasi. Assolutamente vicini di casa e normalmente coordinati dal parroco del paese o dal medico. La latteria è sprovvista della cantina di maturazione dei formaggi e del torchio, quindi vuol dire che la prima operazione che faceva questa latteria che doveva essere quella di premere la pasta del formaggio, che è quella che si fa sempre, ma la facevano col sasso, col masso di montagna sopra. Il complesso è buono, il Casaro non ha frequentato i corsi di caseificio, però qui arriva la chicca, anche questa latteria ha ragione di esistere. Questo è il giudizio che dà la Camera di Commercio, perché effettivamente, mi diceva adesso poc'anzi il direttore vostro del Consorzio del Montasio, in Friuli, a fronte di 120 comuni, avevate nella stessa epoca 650 caseifici turnari. Ecco, un veneto è venuto a insegnare qualcosa, ma l'ho imparato da un friulano, quindi non racconto bugie. Per dire che effettivamente sul cibo abbiamo e ci sono tantissime affinità. Il frico non lo conosciamo, ma lo stiamo importando, per modo di dire importare, con piacere. Tra l'altro io rappresento l'associazione commercianti, l'Ascom di Treviso, quale dirigente sul settore alimentare, e noi abbiamo le 4 categorie merceologiche: gli alimentaristi, i macellai, i fruttivendoli e i panificatori. Tutto quello che si mangia, praticamente. Assolutamente, con i nostri 4 presidenti accomunati poi nell'unico segretariato. Effettivamente sul cibo, su quello che è la promozione del prodotto tradizionale, l'Ascom sta investendo tutto quello che può investire. Abbiamo creato Bottega di Marca, proprio quel che può essere il negozio tradizionale, per dire in dialetto, il vecchio Casoin, certo, il che ancora si trova tutto in qualche posto, e soprattutto in Friuli ne ho visti diversi ancora. Io volevo allacciarmi a queste eccellenze di cui stiamo parlando. Poc'anzi appunto abbiamo parlato con Riccardo, è molto simpatica, il volume che ha trovato è davvero, insomma, ricostruisce un pezzo di storia reale, che se n'è andata, che c'era comunque. Cristian, prima abbiamo assaggiato la trota, non abbiamo forse parlato adeguatamente, è un altro prodotto? Beh, sicuramente un altro prodotto che fa il Friuli con l'eccellenza. Friuli è la regione che alleva più trote in Italia, ma soprattutto è la seconda regione d'Europa come allevamento di trote. Poi noi siamo diventati anche dei forti trasformatori. Normalmente le trote venivano poi vendute vive e venivano lavorate altrove nei posti classici, invece adesso le aziende cominciano a crescere e abbiamo 2 eccellenze che sono la Friultrota e l'Agricola di Sterbo, che sono le nostre eccellenze principali come trasformatori di prodotti,
E poi ci sono però parecchie aziende che da allevatrici lentamente si stanno trasformando anche in trasformatrici, e questo è un indice molto importante. Abbiamo sempre sfruttato l'acqua dei fiumi perché noi abbiamo per fortuna nostra, e anche qui ci accomuniamo molto, acqua Il buona. tagliamento è simile al Piave. Diciamo che tagliamento e Piave sono i due riferimenti principali, però comunque sia tutti i nostri fiumi sono fiumi di acqua buona che sono sempre stati fatti bene, nel senso che noi non avevamo imprese inquinanti nell'alta montagna e questo non inquinava i nostri fiumi in basso, questa è un po' la fortuna. Ci ha portato un'altra sciccheria. Abbiamo un petto di pollo, questa dimostrazione che talvolta è sempre difficile far mantenere un petto di pollo morbido al cuore. Questo tipo di cotture con queste attrezzature permettono appunto di non aggredire il petto, non asciugarlo, ma lasciarlo sempre nel suo liquido. Bassa temperatura significa anche cottura più lunga. Quindi sicuramente se lo facciamo in padella è una cottura molto aggressiva, molto violenta e rapida, ma tende poi ad asciugare. Un petto di pollo in padella in 3-4 minuti è pronto, petto di pollo sottovuoto, messo poi nella macchina, ha un tempo di cottura dai 22 ai 24 minuti a seconda dello spessore, quindi anche lì vediamo che la cottura è molto più lenta, meno violenta, meno invasiva, quindi mantiene tutte queste proprietà, tutta la morbidezza, tutte le proteine, i liquidi rimangono tutto all'interno e rimane morbido e saporito. Grandissimo, e non so come più complimentarmi con voi per quello che state combinando questa sera, in questo sabato in cui ero, giustamente sono venuto a digiuno perché sapevo Massimiliano, io mentre stai degustando ti interrompo, ma perché abbiamo parlato di questi grandi prodotti, però molte volte quando si pensa alla sedia si pensa alla tua regione, perché l'industria della sedia è forse la più famosa del mondo. Sì, ancora, nonostante la crisi, siamo ancora leader nell'ambito della produzione di sedie. Carino un po' fare la storia di quello che è il distretto della sedia, perché nasce di fatto da una prima formula di delocalizzazione, all'incontrario, in questo caso da Mariano, che fine 800 inizio 900 era sotto l'impero austro-ungarico. Quindi per ragioni di dazi, per ragioni economiche, hanno trasferito la produzione nelle limitrofe aree di Manzano e San Giovanni. E da lì poi le imprese hanno iniziato a produrre destinate sia per il mercato nazionale, ma per il mercato soprattutto poi austro-ungarico, e poi nel corso degli anni si sono evolute e hanno dato vita a quello che è il distretto della sedia, che tuttora è un importante comparto della nostra economia del territorio friulano e nazionale. Da oltre 5.500 posti di lavoro ci sono oltre 650 aziende con un fatturato ancora importante nel comparto, nel PIL, chiamiamolo, visto che piace. È un termine usato. Si parla un po' meno di spread ultimamente. Sì, nel PIL regionale, quindi ancora un importante comparto, e devo dire che alla fine chiaramente il cibo ha il suo fascino, ma anche le sedute, non perché vengo dal settore, e sono anche appassionato di cibo, quindi sono due Quindi diciamo che mangi comodamente. Esatto, mangiare ottimi piatti, vini friulani e ottimi piatti friulani, sedute scomode, non sarebbe altrettanto gratificante, quindi bene star seduti bene la gente, comoda, in maniera tale che si mangia più volentieri, esatto. Io trovo un filo rosso un po' conduttore tra un po' tutte le produzioni che sono tipiche della nostra regione, che di fatto i nostri prodotti, a me piace dire, hanno un cuore, no? Hanno un cuore, che sia un manufatto industriale o artigianale, che sia un prodotto alimentare, c'è quel qualcosa in più che per fortuna ancora ci riconoscono all'estero, che forse abbiamo comunicato male nel tempo, quindi che non è solo il Made in Italy, è un'anima che hanno i nostri prodotti e che ce lo riconoscono. E quando noi siamo all'estero siamo i primi, di fatto tutti e tre internazionalizziamo e esportiamo i nostri prodotti, e siamo di fatto i primi ambasciatori dell'Italia e del nostro territorio. E anche tu noti quando ti muovi che il nostro prodotto è
Cioè, lo senti di più quando sei fuori dalle nostre porte oppure... Sì, io sono innamorato della nostra terra, quindi, ma del nord-est in generale dell'Italia e vedo che c'è voglia d'Italia, molto spesso è poco conosciuta, è conosciuta male, basta pensare nell'alimentare. Le principali catene, il caffè è statunitense, le pizze sono statunitensi e quindi anche l'immagine che viene data nel mondo alimentare di quello che è uno standard non è lo standard italiano ed è un difetto nostro, una mancanza nostra perché abbiamo delle grandissime eccellenze dal mondo del design al mondo dell'arredamento al mondo del food che purtroppo vengono a volte utilizzato questo feeling italiano da altri competitor. Poi sarebbe bello anche portarli qua, cioè, perché esatto. Poi il paese che trovano non è un paese qualsiasi ma è l'Italia. Esatto, ma vedo che chiunque poi viene, poi non siamo... Lì si apre un altro fronte. No, un altro fronte sulla capacità di promuovere del nostro territorio e lì possiamo fare altre 4 puntate, non una. Però devo dire veramente c'è questa voglia, questa passione delle cose fatte bene e belle. Quindi abbiamo questa capacità che ci arriva dal Rinascimento, dal vivere in un contesto territoriale, culturale che evoca belle cose, belle ma emozioni, che aiuta il nostro certo. cervello anche a ragionare in maniera che altre culture non lo fanno perché non hanno la fortuna. Ne sono convinto perché è difficile spiegare cosa vuol dire svegliarsi la mattina e trovarsi innanzi alle opere artistiche, alle bellezze naturali che abbiamo in Italia. Quindi probabilmente il nostro pensiero è più non lo si vede su internet, ecco. Certo. Un conto è viverlo, toccarlo, respirarlo e mangiarlo, e un conto è studiarlo. O anche un'esperienza al ristorante, però non ti dà la stessa sensazione che se la provi live. Certo. Esatto. Facciamo un piccolissimo break, la Zanzega e il Friuli Venezia Giulia, protagonisti questa sera in televisione. A fra poco. La Zanzega, mi sono messo anche il fondotinta oggi, mi hanno consigliato di mettere il fondotinta, quindi che è una questione molto televisiva. La Zanzega è la TV che ingrassa ma che ci fa anche curiosare su mondi che io non conosco, che molti non conoscono, ma che sono eccezionali. Tra l'altro, cara la nostra Francesca, tu insomma a un certo punto hai cominciato a girare per il mondo. E cosa portavi in giro per il mondo? Beh, allora, se vogliamo iniziare dall'inizio, diciamo intanto, questo è diciamo che è il risultato dell'andare in giro per il mondo, che è il premio che mi è stato riconosciuto dalla Camera di Commercio di Udine proprio qualche settimana fa come giovane imprenditore dell'anno della provincia di Udine e sicuramente grazie anche alle attività di internazionalizzazione e all'impegno che ci abbiamo messo nel portare il Made in Friuli nel mondo. Lo dico con un sorriso perché il Friuli è una terra non natia ma che ci ha accolto in maniera veramente ospitale e devo dire che seppur insomma, diciamo, luogo comune è che i friulani siano ostici, ne parlavamo anche prima, in realtà devo dire è un luogo comune poi, è un luogo comune. Terra di gente unica, ricordo. Ospiti no, è un luogo comune, effettivamente devo dire che all'inizio si fa un po' fatica a entrare in confidenza, però poi sono delle persone veramente eccezionali. Io praticamente lavoro in Friuli da 10 anni e sono felicissima. Infatti il premio l'hai preso in Friuli. Infatti il premio, poi si dice sempre che insomma ne andiamo perfetta in patria e così è stato. Forse va meglio a te che a molti altri. Anzi, devo dire che insomma il Friuli è stata una terra assolutamente ospitale, non solo dal punto di vista umano ma anche per quanto riguarda i nostri prodotti, perché non a caso la nostra azienda è vicino alla zona del San Daniele e del Solo perché ho messo il fondotinta.
Non a caso siamo, diciamo, emigrati in Friuli, vicino proprio alla zona del San Daniele, proprio perché diciamo che la conservazione sottovuoto, come Christian mi confermerà, trova nel salume uno dei suoi prodotti, insomma, a più alto sfruttamento, tra virgolette. Da qua, insomma, dalle terre friulane siamo partiti perché a mio parere comunque i nostri macchinari sono assolutamente adatti per qualsiasi tipo di conservazione, grazie Claudio, e anche appunto adesso con questa nuova tecnica di cottura sottovuoto sicuramente diciamo che si può provare a proporre i nostri prodotti nel mondo. A questo proposito assolutamente... È un anchor woman, io non ve l'avevo anticipato, ma Francesca è sul pezzo sempre, quindi... Ecco, Claudio ci cosa spiega qualcosa di interessante. Mangiando ora è la dimostrazione che entrambe le macchine possono essere sì utilizzate per delle cotture in diretta, ma anche per conservazione. Esatto. La coscetta di pollo che state mangiando è stata messa sotto vuoto ieri sera a marinare, quindi sottovuoto prende una marinatura dei profumi che rimangono all'interno, è stata chiusa sottovuoto, cotta nella macchina a bassa temperatura e messa subito dopo 40-45 minuti in abbattitore a raffreddare, quindi ha bloccato la cottura e si è raffreddato in maniera rapida. Fatto questo lo puoi mantenere nel frigorifero per 10-15 giorni, hai alla fine una coscia cotta, sterile, dove tutto all'interno rimangano i suoi sapori. Per rigenerarla, aprire, padella calda antiaderente, rosolatura a entrambi i lati, riporti il calore all'interno, ma la mantiene sempre morbida, quindi è modo anche di conservare e di preparare in frigorifero uno stoccaggio che può essere adatto a una lavorazione di una grossa produzione. Grandissimo, Perfetto. prego. Sì, infatti a questo proposito... Io ogni tanto mi abbasso sì, come noti ed estraggo dal mio cilindro. Allora, ecco, giusto per spiegare un po' a chi sta a casa cosa stiamo facendo, diciamo che le macchine per sottovuoto servono per estrarre l'aria da un sacchetto dove viene riposto l'alimento e grazie a questo, togliendo soprattutto l'ossigeno, si può prolungare la conservazione degli alimenti. Il secondo step è quello della cottura in sottovuoto che poi vedremo. Oggi stiamo godendo di questa cottura. Appunto, esatto, stiamo assaggiando e il vantaggio è proprio quello che nella conservazione all'interno di speciali buste che diciamo sopportano la temperatura fino a 110 gradi possiamo appunto mangiare o gustare dei prodotti cotti da noi o in speciali apparecchiature che sono quelle diciamo per uso professionale oppure anche nella classica pentola di casa, sempre grazie a delle macchine per sottovuoto per uso domestico oppure a dei sacchetti adatti alla cosa. Diciamo che appunto questa tecnica si è sviluppata prevalentemente nel settore della ristorazione professionale, quindi nei ristoranti, iniziando con i famosi spagnoli, Ferran Adrià, i fratelli Roccas, quindi con la famosa cucina molecolare qualche anno fa, e invece devo dire che insomma sta sempre più prendendo piede e noi... Nelle case si comincia a trovare. Adesso si comincia tranquillamente a trovare nelle case. Anche perché voglio dire, in termini pratici, se tu hai questa a casa, voglio dire, la puoi utilizzare in moltissimi modi e tranquillamente per la conservazione e anche per la cottura. Ovviamente servono, come dicevo, le buste, delle buste specifiche che noi forniamo appunto e produciamo insieme alla macchina, e poi si può cuocere tranquillamente anche con un classico termometro da cucina e con una pentola a casa, per cui è qualcosa di facilmente riproducibile. Qui naturalmente abbiamo la versione professionale, però si può provare a dilettarsi anche a casa. Quindi tu conosci bene Claudio e Raffaele perché probabilmente fate delle dimostrazioni? Beh, allora, devo ringraziarli perché loro sono i vicini di casa, nel senso che sono a San Daniele del Friuli. Vedi che del Friuli. Pittaro. Il Veneto ogni tanto riaffiora. Del Friuli, e hanno un bellissimo locale proprio lì che si chiama il Platina. Lavorate insieme voi due comunque? Se volete provare a degustare queste meraviglie dovete contattarli, e addirittura loro fanno anche poi catering, insomma servizi vari. Tu Valentina mangi spesso queste cose qua?
Assolutamente. Per lavoro ti trovi, voglio dire, Devo testare prima. Faremo un pullman da Treviso. in gemellaggio. Perché no? Venga, quando volete. Poi abbiamo anche una collaborazione adesso con una blogger abbastanza famosa che si chiama Lisa Casali, che ha scritto 3 libri proprio sulla cottura a sottovuoto e addirittura uno sperimentale sulla cottura in sottovuoto in lavastoviglie. In lavastoviglie. Se vuoi Pazzesco. spiegare. Cioè? Praticamente è la stessa cosa della cottura a bassa temperatura, solo che piuttosto di metterla all'interno della pentola con l'acqua bollente, Tradizionale, si mette in diciamo, lavastoviglie. perché c'è una alta temperatura. Si sfruttano i programmi della lavastoviglie, quindi dall'economico a quello ad altissima Normale, temperatura. rapido. Esatto, 90 gradi, e in base a questo sono state elaborate delle ricette che possono, diciamo, far sfruttare il calore in maniera anche ecologica ed economica, senza ulteriore spreco di energia, in buona sostanza. È qualcosa di molto innovativo, però sta prendendo piede, insomma, le signore si dilettano. Quindi. Speriamo che le signore, che sono tante, io sono diventato il migliore amico delle amiche di mia madre, perché non sto scherzando, tanto che stavamo parlando con i ragazzi in regia l'altro giorno, è bellissimo andare al supermercato e vedere le signore over 50 e 60 che mi chiedono alcuni consigli su cose che io non conosco, perché le hanno adesso dovete chiamare Francesca. Assolutamente, sì, sicuramente ci possono contattare per ulteriori informazioni. C'è anche un sito, possiamo dirlo. Certo, www.besservacuum.com oppure info@besservacuum.com per contattarci ed avere ulteriori informazioni su questi prodotti. La frontiera della cucina, la cucina sottovuoto con Francesca, che insomma fa un lavoro con grande passione, tanto appunto di aver vinto questo premio vuol dire che qualcosa di buono hai combinato, altrimenti non te lo davano. E poi è bello perché noi ci sentiamo anche per tante volte durante il corso dell'anno per motivi professionali, e tu sei irreperibile perché sei o a Hong Kong o in Sud America. Adesso abbiamo aperto un nuovo ufficio in Messico e diciamo che attualmente stiamo esportando in circa 80 paesi nel mondo, e sono molto contenta perché insomma il lavoro è partito praticamente da zero e siamo riusciti insomma ad ottenere veramente ottimi risultati, e naturalmente insomma adesso l'obiettivo 2014 è la conquista del West, nel vero senso della parola, gli Stati Uniti, nel senso che il nostro obiettivo sono gli Stati Uniti, per cui insomma speriamo di riuscire. Ne siamo sicuri. Facciamo una piccola pausa, la Zanzega, la TV che ingrassa, torna fra pochissimo. Eccoci rientrati, lo studio di Antenna si è trasformato oggi in una cucina, è qualcosa di incredibile, mai era accaduto all'interno di questi studi di ospitare cose così buone, tutte insieme poi, perché è incredibile. Allora, prima di continuare il nostro ragionamento e parlare ancora di alcune cose interessanti, molto interessanti, lanciamo il servizio di Ivo, il canto del gallo da Pordenone. Ciao a tutti da Ivo Gallo. Caro Lele, oggi sono venuto apposta a Pordenone per scoprire come si dice zanzega da queste parti. Magari tu poi ti potrai far aiutare anche dai tuoi ospiti. Io intanto vado a chiedere alla gente. Zanzega. Zanzega? Cos'è sta zanzega? Esatto, lo chiedo a lei. Ma cosa può essere? Me lo dica lei che me l'ha chiesto. Cos'è, un cognome? Però non so il nome. No? Cena del tetto, penso. Cena del tetto. Non mi dice niente. No? No. L'incovo. L'incovo. Non no. mi dice proprio niente questa parola. L'incovo. A fine costruzione di una casa si metteva la frasca. Ok. Metteva il pin sul coperto. Non sono friulana, quindi. E dove sei? Come non sei friulana? Io non sono friulana. Io non sono friulana. Perché da noi si chiama zanzega, da voi? È il covo. Mi hai preso. Che... Mi piace questo. Non si chiama più, non fanno più casa. Aspetta, aspetta, no. Si chiamava l'incovo. Nome tipico. No. Zanzega? Esatto, che bene. Non lo so.
No, ok, va bene, ciao. E la parte centrale della pannocchia? Anima. Tubero. Tubero. Sì, Ok, sì. Perfetto. Tubero. Il tutolo? Tutto in italiano, In giusto? italiano, E sì. in dialetto? Non lo so. Bottul. Il mussoli. Come? Mussoli. Ah, mussoli. Torso. Torso della pannocchia. Sì. E viene usato o veniva usato? Per fare la semola. Le bronze per fare la grigliata. Gli dà un sapore particolare. Ha un sapore particolare. La costa. Ah, la costa. Wow. Costa e? Quello che te vuoi. Cazzarum. Cazzarum? Cazzarum. Che sembra, ma si può dire? Cazzarum. Oh, Cazzarum No, è no, la parte no, centrale della pannocchia. Cazzarum. Il albanese. Ok. Muthol, che è il moccol, veniva usato da noi per accendere la stufa come combustibile. E una volta però, 40-44, veniva messo dentro il materasso, una specie di materasso, e ci si dormiva sopra. Ah, questo glielo dico come io. si chiamava? No, quello si chiama Il trucciolo. No. Quando si spela la pannocchia, Le giofone. E cosa sono? Le foglie della pannocchia, no? Dopo dei materassi. Non si buttava via niente. Dai. No, ok. Ciao. Caro Lele, se mi vedi felice c'è un motivo, sì, perché è arrivato il momento del brindisone. Siamo a Pordenone, al Paolo Bar. Entriamo e vediamo cosa ci propongono. Buonasera Ivo Gallo, salve. È l'ora dell'aperitivo. Qui cosa si usa bere? Ecco, qui da noi si usa tanto bere l'aperitivo Ugo, che è a base di estratto di sambuco, prosecco, la fetta di arancio e non manca mai la menta. Sembra buono. Caro Lele, io col mio Ugo ti saluto e faccio cinci. Grazie Ivo, che tra l'altro la prossima puntata sarà ospite in studio, quindi non più a sbevazzare in giro, ma qui con noi e capirà cosa vuol dire realmente stare seduti a questo tavolo. Bere tantissimo vino. Allora, Riccardo, si parlava di questi percorsi enogastronomici, sì. Perché la nostra regione, e sono sicuro anche la friulana, stanno sviluppando tantissimo questi nuovi percorsi enogastronomici che non sono più soltanto i circuiti dei ristoranti che già si difendono molto bene e preparano soprattutto delle serate magnifiche. Infatti il gruppo ristoratori, quello seguito dall'Ascom come gruppo ristoratori della Marca Trevigiana, nelle sue varie manifestazioni eccelle credo a livello nazionale, tant'è che segue Miss Italia piuttosto che altre iniziative anche fuori della regione. Però il turismo enogastronomico è quello che va anche non solo a Venezia, ma che magari a Venezia c'è già stato un sacco di volte e vuole scoprire l'entroterra appunto sotto questo aspetto. E con lentezza mi viene da dire, Con no? lentezza, perché, e qui mi era venuto proprio il discorso della seduta, quali sono i locali americani che noi abbiamo che mettono le sedute comode? Credo neanche uno, anzi siamo ben consci che fanno in maniera che mangi il tuo bel panino e prima te ne vai meglio è. Noi abbiamo invece l'accoglienza e la comodità, la piacevolezza di stare insieme, questa tavolata. Quando in questa tavolata metti qualche straniero, e loro non sono molto abituati a questo, ma veramente si innamorano di noi. Certo. E nella nostra azienda, pur non essendo di ristorazione, parlo per la mia azienda, accogliamo volentieri tantissime compagnie che arrivano addirittura in bicicletta e si fanno delle tratte seguiti adeguatamente da delle persone che naturalmente li accompagnano con tanto di caschetto e meccanico, perché se sono in 15-20... Quindi è un turismo spontaneo oppure è già organizzato? Organizzato, questo è il bello. E vogliono mangiare appunto nei posti tipici, quindi si fermano nelle aziende agricole, si fermano nei caseifici, si fermano dove meno te lo aspetti. Naturalmente, direttamente dal produttore, quindi. Dal produttore, naturalmente. Poi pensate, un americano, un australiano, un canadese, giapponesi che arrivano e vedono le nostre piccole realtà. Veramente delle volte fanno delle domande che sembrano dei bambini, perché da loro non esiste, ma nemmeno lontanamente l'idea del piccolo, perché sappiamo bene come funziona in giro per il mondo. Se poi ci aggiungiamo la bontà dei nostri prodotti e la nostra accoglienza, veramente si innamorano. Il risultato più bello è che quando queste persone si alzano, ci baciano
ma veramente ci baciano, foto a non finire e poi ripartono normalmente sulla via di Venezia. E questo è il turismo moderno che vogliono gli stranieri. E che voi volete e che l'Ascom è così, come tutte le associazioni che naturalmente vogliono e desiderano dare accoglienza positiva ai turisti, dobbiamo sviluppare, lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Poi posso raccontare di un pullman di tedeschi 2 settimane fa da Mannheim che si sono fermati e non andavano più via. Li hai riempiti di formaggio. Sì, perché è questo il bello, perché l'accoglienza nostra, che per noi è spontanea, purtroppo all'estero non esiste. Purtroppo in altre parti del mondo non è alla pari nostro, questo lo dobbiamo con gioia e con orgoglio ribadire. È un'accoglienza che ritroviamo normalmente in tutta la regione e che io ho ritrovato tantissimo anche in Friuli, perché non posso nascondere che quando sono stato in Friuli è sempre stato no bene. Benissimo, diciamo che abbiamo la fortuna di avere anche noi tante cose da offrire, noi con cantine aperte ormai è decenni che andiamo avanti a creare percorsi enogastronomici, luoghi d'incontro che anche. Sempre di più poi si sono fusi, perché un tempo era solo la degustazione del vino, quando ormai il vino è cultura e il vino, come diceva Piero prima, è il nostro primo ambasciatore nel mondo, perché quando tu arrivi dici Friuli e loro si ricordano esattamente dove sei, sembra incredibile perché tante volte quando sei fuori dal mondo dell'alimentare devi dirgli vicino Venezia, No, allora... oppure l'Udinese, Udinese e vino bianco sono veramente i nostri 2 cavalli di battaglia per dire dove sei qua. Infatti tu, Cristian, rappresenti un'unione di aziende che producono questo ben di Dio, no? Sì, io sono una cosa un po' particolare, mi definisco cosa, perché insieme al premietto di Francesca ci è arrivato uno anche a noi, perché siamo uno dei pochi tentativi che si stanno sviluppando e stanno mantenendo almeno viva la cosa di un'aggregazione per internazionalizzare le aziende. La nostra società si chiama Eat Friuli, è una società commerciale che è formata però fondamentalmente da 5 produttori principali, 3 li vedete qua, la mia azienda, il Salumificio Vida, l'azienda Wolf di Sauris, l'azienda Morgante, l'azienda Pezzetta che produce fondamentalmente formaggi e poi l'azienda agricola Colucca. Il vostro obiettivo è di esportare questi prodotti? Esatto, il nostro obiettivo è quello di unire le forze per esportare i prodotti, perché noi purtroppo abbiamo il problema principale che si chiama, anzi 2 problemi principali, che si chiamano autorizzazioni sanitarie. Ogni Stato al di fuori dell'Europa ha una sua specifica autorizzazione, quindi noi ogni volta che ci affacciamo a uno Stato dobbiamo affacciarci a un pacco enorme di carte da presentare, eccetera, eccetera. E poi il problema della logistica, perché i nostri prodotti viaggiano a temperatura controllata e di conseguenza viaggiano con dei canali che sono completamente diversi da quelli di Francesca, da quelli di Massimiliano. Questi canali che poi purtroppo non ci consentono di caricare facilmente container o quant'altro, però dobbiamo necessariamente riuscire ad unire più consegne, riuscire ad unire più produttori per fare una consegna importante nei confronti degli importatori. Con una spedizione dovete mettere insieme più prodotti. Esatto, chiaramente accanto a noi 5 che siamo stati soci fondatori ci sono circa 12 aziende che collaborano con noi, dalla trota al caffè e quant'altro, sempre per ampliare quanto più possibile questa sinergia nei paesi, anche perché sai benissimo, ci sono 1000 normative, ma soprattutto ci sono 1000 religioni, sono 1000 cose, per cui tante volte vai là con un formaggio, con una bottiglia d'acqua e col caffè, non ci vai coi salumi, viceversa in certi posti ci vai coi salumi, non ci vai col caffè, e quindi per questa ragione cerchiamo di mantenere... E anche uno studio continuo di quella che è la realtà in cui approdi, perché esatto, gli usi e i costumi sono ovviamente diversi. Sono chiaramente diversi. E far capire cos'è questa cosa, magari a una persona che abita molto lontano, non è sempre facile. Non è facile, però cerchi di fare l'ambasciatore della tua terra, ecco. Cosa ci sta mostrando? Eccolo qua. Le polpettine di vitello con il suo condimento, quindi adesso cerchiamo di mettere insieme, cotture separate, tutto a freddo. Sei un fenomeno. No, adesso lo assaggiamo. Incredibile. Allora io direi che prima di assaggiare questa ultima sciccheria facciamo una piccola pausa e poi un brindisi tutti insieme per chiudere questa nostra avventura di questo sabato, e rimanete con noi alla Zanzega. Eccoci rientrati, ormai siamo satolli perché dal pollo, la trota, i gamberi, cosa abbiamo mangiato? La salsiccina, poi i totani, insomma io non so più come esprimere la mia gioia
questa staccherà un assegno. Allora, Massimiliano. Sì, così mi ricollego al discorso iniziale con un esempio che penso renda bene quello che è un po' un turismo del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Veneto alla fine. Mi piace l'esempio di una collana di perle. Noi abbiamo tante piccole perle, non abbiamo la grandezza di una Venezia o di una Firenze o di una Roma, ma abbiamo veramente tante perle che tutte insieme fanno una collana di grandissimo valore, ed è un turismo diverso, un turismo evoluto, un turismo più elitario, meno di massa, ma va coltivato, perché penso sia anche questo quello che chiedono i paesi, il futuro, esattamente. Poi, giusto a supporto, io oltre a essere imprenditore del settore della sedia, sedute da ufficio e case di riposo, sono anche presidente del gruppo giovani, e qua ho tra l'altro una mia vicepresidente di Confindustria Udine. Noi abbiamo fatto, proprio per vedere il tipo di sinergia che un ente come Ente Friulani nel mondo può dare, abbiamo fatto una missione in Canada dove c'è una fortissima comunità, presenza proprio a Toronto, la seconda città friulana del mondo. Sì. Esatto. E si nota. E l'abbiamo fatta in sinergia con la Camera di Commercio di Udine, il gruppo giovani di Udine e Ente Friuli nel mondo, e il console che adesso attualmente il console diciamo del Canada risiede proprio nella Camera di Commercio di Udine. Ed è stata una missione bellissima che abbiamo fatto. Quindi non si va solo in questi focolars purlans a bere, a suonare le canzoni, tra di voi, diciamo. farcela tra di noi, ma si fa anche business, e quello che è l'evoluzione che questo tipo sono di fatto delle ambasciate che noi friulani, ma ce l'hanno anche i veneti con altri tipi di comunità, abbiamo nel mondo, e vanno fra virgolette sfruttate nella maniera... Ma la cultura ancora la si sente molto presente? Sì, parlano friulano e inglese, non parlano magari l'italiano, ma friulano cinese a seconda comunque sono le organizzatissimi, perché la sede dei Focolars Furlans, che sono appunto questi centri di friulani all'estero di Toronto, è organizzatissima. Una sede che è incredibile. E l'accoglienza è stata incredibile, e quello che ci è piaciuto è stato il fatto di incontrare noi, diciamo, esportatori del Friuli di nuova generazione, gli esportatori del Friuli, dei figli. Certo. Quindi vabbè, il caso del Canada è sicuramente eclatante, però ci sono un sacco di friulani all'estero che tengono i legami con la regione in maniera incredibile, e sicuramente questi legami sono assolutamente da coltivare, perché probabilmente sono quelli che terranno il nostro paese in piedi. Sì, perché dicevamo anche la scorsa puntata, parlando con un rappresentante, Giuliano, che saluto, della Fondazione Dolomiti UNESCO, proprio ci diceva come, e questo lo abbiamo più o meno detto anche questa sera, non riusciamo a sfruttare adeguatamente, e i nostri giovani se ne vanno. Si parla di reti, abbiamo delle reti, dei network già esistenti, è giusto utilizzarle nel modo migliore, anche perché normalmente gran parte delle persone provenienti da Veneto e Friuli hanno fatto la storia e tuttora sono delle figure importanti nei paesi di riferimento. Certo. Parlo del Canada, ma Toronto penso calabresi e friulani sono calabresi. Anche i calabresi, c'è una forte comunità calabrese, ma sono le due principali comunità che hanno costruito la città di Toronto. No, quello che a me dispiace è che si vive in un paese splendido. Io attualmente vivo a Spilimbergo e ogni mattina mi alzo e vedo un Duomo del 1300, e quando arrivano gli stranieri non possono credere di vivere all'interno di un borgo medievale per qualche giorno, e con una scuola del mosaico tra l'altro famosissima nel mondo, dove vengono studenti da tutto il mondo, giapponesi, coreani, americani, e non siamo in grado di sfruttare queste meraviglie, perché poi quando arrivano australiani, americani e vengono insomma in visita non ci credono che vivono veramente in un paese medievale originale, e loro per noi è paradossale questa cosa. Per noi è paradossale, no? Soprattutto quando pensi che
negli Stati Uniti c'è il museo della slavina, perché è l'unica cosa che hanno avuto nel Wyoming piuttosto che non lo so dove, mentre noi che abbiamo delle bellezze splendide a volte non riusciamo a sfruttarle. Bene, dai. Sicuramente il ricordo di un turista in Italia è indelebile, siamo tutti d'accordo. Venire qua. Il problema è che venga. Stiamo perdendo anche posizione a livello turistico l'ho sentito negli ultimi anni ed è impensabile, è un'esperienza che è drammatica, esatto. Quindi noi nel nostro piccolo, quando andiamo a esportare i nostri prodotti, cerchiamo il più possibile anche di esportare il nostro stile di vita, la cultura e quello che è tutto un patrimonio che è veramente unico. Cioè, probabilmente vivendolo quotidianamente si rischia di banalizzarlo, però siamo quasi assuefatti dalla bellezza, no? E quindi dobbiamo essere un attimo più... E fin tanto che non c'erano questi problemi contingenti, forse era un po' diverso. Ora che ci sono questi problemi legati anche all'economia e tutto quello che sappiamo che giorno per giorno vediamo ovunque, probabilmente se fossimo un attimino più sul pezzo Italia, probabilmente questo paese avrebbe qualche possibilità ulteriore di uscire. Apriamo un'altra parentesi, però che non ne siamo più fuori. Se pensiamo che il 75% dei beni culturali nel mondo sono in Italia, io dico che noi dovremmo campare di questo. Senza tenere quelli che sono nei musei esteri, ma comunque ma comunque nostri. E senza tener conto i 2 prosciutti che abbiamo su questa tavola, i 3 prosciutti che abbiamo in crosta, e i formaggi che abbiamo e i piatti che ci ha cucinato questa sera Claudio e Raffaele, che sono stati 2 campioni del sottovuoto ma dell'alta cucina, mi verrebbe da dire. Ma lanciamo loro un appello, visto che vedo 2 giovani di Confindustria aggressivi e soprattutto rampanti, anche altri giovani che si affaccino alle associazioni, che diano una mano. Abbiamo bisogno. Il grande problema veneto, e non so se anche friulano, siamo troppo individualisti, dobbiamo ammetterlo, e dobbiamo invece fare squadra, dobbiamo fare sinergia, dobbiamo qualche volta svestirci del proprio io e fare appunto squadra. Per un'altra nord-est cerchiamo, visto che abbiamo una cultura comunque comune, un modo anche cultura del lavoro che ci accomuna, direi che se non lo facciamo tra di noi è difficile farlo a livello italiano. Per l'associazione nostra dei commercianti, per gli artigiani, per la Confindustria, qualsiasi associazione. Noi ci chiamano dappertutto come i Friuli per quella ragione lì. La cosa strana è avere 3 produttori assolutamente concorrenti in Italia, che siamo quei 3 che sono su quel tavolo lì, assolutamente concorrenti in Italia, che hanno avuto il coraggio di fare un passo indietro e di dire quali sono le eccellenze di ognuna delle nostre aziende, anche se noi produciamo esattamente tutti gli stessi prodotti, quali sono le eccellenze? Le eccellenze per Morgante sono il suo prosciutto crudo di San Daniele, le eccellenze per Sauri sono i prodotti affumicati, le eccellenze mie sono i prodotti cotti, e aver avuto il coraggio di andare via e vendere il prodotto del tuo concorrente, perché di fatto questa settimana il titolare della Wolf era a Edimburgo in Scozia per le nostre aziende, 2 settimane fa io ero in Svizzera per le nostre aziende. Eravate insieme comunque. E noi portiamo avanti sempre comunque tutte le nostre aziende come se fossero una sola. Questo è l'esempio che noi continuamente siamo chiamati, devo dire la sincera verità, perché come il Friuli avremmo fatto 1000 di queste iniziative, perché restiamo sempre una cosa strana, il che mi dispiace, perché sarebbe bello invece diventare la normalità. Assolutamente d'accordo. Ti do magari l'individualismo. Porta via qualcosa anche di Veneto, di Trentino Alto Adige insieme. Avrei una vagonata di assortimenti che dovrei andare via con un bilico ogni volta. Esatto. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine. Che dite? Ci mettiamo un po' di vino e facciamo un brindisi finale? Perché magari anche con i nostri... State ancora lavorando, non si fermano mai. Io vado un attimo vicino ai nostri chef, perché io volevo fisicamente ringraziarvi, davvero mi avete regalato un'esperienza unica. Io non, mai si era visto uno studio della nostra televisione. Veramente hai mangiato oggi? Ho mangiato molto e spero di poter mangiare da voi. Voi siete ospiti da me e vorrei anch'io essere ospite da voi la prossima volta e portare un po' dei miei amici da voi. Perché no? Ricordiamo, voi siete a San Daniele, vero? San Daniele, in Platina, nel centro storico di San Daniele. E fate questo ben di Dio.
e ben altro. Pensa come lo fate a casa vostra, è incredibile. Grazie Raffaele, grazie Claudio e che dire, grazie di quello che ci avete donato, grazie anche alla Francesca che ha messo nelle condizioni i ragazzi di produrre queste cose molto buone con questo tipo di cottura innovativo che spero abbia sempre più successo ovunque, non solo ovviamente nelle nostre regioni. Riccardo, io ti ringrazio di essere stato con noi, verrò a trovarti e mi camufferò da tedesco. Non è necessario. Così mi dirai di pronunciare quella parola che hai detto prima, la Pinoa. Ai tedeschi si dava il pezzetto di grana solo se sapevano dire questa parola. La traduttrice è stata brava, l'interprete, perché effettivamente ci hanno provato. A forza di provarci intanto mangiavano, non si è capito se era la lingua o se era l'impasto che si era creato. Bene, io ringrazio anche Massimiliano che porta il nome, possiamo dire Italia nel mondo, perché insomma siamo delle regioni ma siamo anche italiani. Questo consorzio Christian che raduna queste eccellenze note da noi ma sempre di più in tutto il pianeta e quindi questo trascina dietro di sé non solo la bontà e la qualità del prodotto ma anche la cultura friulana e italiana in generale. E poi Francesca, il prossimo premio che vincerai a breve spero lo esporremo di nuovo in diretta, eccolo qua. Insomma è un orgoglio per tutti i giovani italiani sapere che ci sono dei ragazzi che si fanno un mazzo tale e che portano a casa queste che sono solo un simbolo, un pezzo di carta che significa un lavoro alle scuole molto lungo e impegnativo. Valentina, tu lavori con lei, quindi i premi arriveranno anche a te un giorno. Adesso tocca a me, insomma. Comincio, sparo a tirare un po' i remi in barca. Ragazzi laggiù io vi ringrazio, Bravi. Tornate a trovarci. Grazie. Ringraziamo tutto lo staff tecnico di Antenna 3 e di Free, che tanta gente lavora dietro a questa piccola trasmissione ma che vuole essere una grande festa e sempre più grande perché la Zanzega è patrimonio di tutti quelli che la vogliono mangiare, ascoltare, assaggiare e quant'altro. Se volete c'è la possibilità di mettere un mi piace su Facebook, scrivete sulla ricerca di Facebook Zanzega, scriveteci, se volete venire ospiti qui noi abbiamo spazio per tutti e spero che questo spazio sia ben condiviso a tutti perché vogliamo fare rete con Trentino, Veneto e Friuli, Venezia e Giulia. Grazie a tutti, alla prossima puntata con la Zanzega! Salute.